L'allarme diciamo che è scattato l'altro giorno, poi ovviamente è rientrato non appena hanno effettuato delle visite appunto al ragazzo bangladese. Comunque quello che a noi è arrivato cioè, diciamo, questo messaggio da parte della questura di ovviamente dotarsi e munirsi di mascherine e guanti che sono stati forniti proprio a livello cautelare, in via preventiva. Ecco. Voi pensate che magari dal punto di vista potenziale possa verificarsi invece qualche altro focolaio di altre malattie per quelle che sono le condizioni dei richiedenti asilo? Beh, guarda, noi l'abbiamo già denunciato questo discorso. La nostra paura è appunto che con tutte queste persone che convivono assieme, questi continui arrivi che ci sono stati nei giorni scorsi, facevano presagire anche il pericolo di contagio o un pericolo che arrivassero anche appunto profughi, persone affette o da scabbia o da TBC o anche da altre cose di patologie più gravi, insomma, ecco. Per fortuna sembra appunto che questo pericolo al momento non ci sia, però ripetiamo, noi ci teniamo alla salute dei nostri colleghi, della popolazione, anche degli stessi profughi e anche degli operatori. È una questione di serietà, stiamo appunto valutando se sia il caso di fare anche un esposto alla procura perché possa veramente verificare le condizioni di salute di tutti i profughi presenti.